Cari amici, colleghi, buongiorno a tutti. Io desideravo onorare il più possibile proprio l'intitolazione di questo incontro di studio, che è stato intitolato Omaggio a un genio cortonese. Allora voglio proporre alla nostra attenzione quello che può essere il significato storico di questi due termini, cioè l'omaggio, se è giusto farlo, se vale la pena. E Pietro da Cortona è visto come un genio. È vero, era un genio Pietro da Cortona? Naturalmente non posso rispondere io a questa domanda, dovrei essere un genio io per dare questa patente, però insomma storicamente parlando, effettivamente, forse non è del tutto esagerato qualificare Cortona come un genio. C'è, come è successo un po' con l'impressionismo, non è necessario spegnere comunque. Sì. Dicevo, come è successo con gli impressionisti, per cui questa dicitura nacque come negativa, no? E poi per noi. In un certo senso la posizione di Pietro da Cortona positiva, di genio, per noi è pur sempre legata a un giudizio sprezzante, no? Quello del Milizia, che disse che Pietro da Cortona, Bernini e Borromini rappresentano la peste del gusto del barocco. Noi respingiamo questo giudizio, però lo abbiamo ribaltato in positivo. Nessuno di noi mette in dubbio che il termine barocco sia aderente all'arte di Pietro da Cortona, del Bernini e del Borromini. Nessuno mette in dubbio che questa triade è vera, cioè effettivamente sono collegati in qualche modo e quando il Papa dice per carità non fate vedere i disegni di Pietro da Cortona a Bernini e viceversa, insomma noi interpretiamo questo in quella ottica, cioè erano talmente connessi, concorrenti, figurati. Quindi abbiamo soltanto rivoltato di segno il giudizio del Milizia. Bernini, Borromini e Pietro da Cortona sono il barocco e sono l'apoteosi del gusto e non la peste. È vero? Ma io non saprei rispondere. Però mi volevo ispirare a quello che con il consueto garbo e precisione ha detto il nostro segretario generale dell'Accademia, Francesco Moschini, quando ha richiamato Mancini, ha richiamato il primo biografo che si sente male così, è meglio? Così? No, temevo che rimbombasse così. Grazie. Dicevo, in questa ottica io mi sono assegnato da solo come tema la tecnica di Pietro da Cortona, le sue peculiarità tecniche di pittore. Ma questo che significa in buona sostanza? Significa ricollegarci effettivamente alle osservazioni di Giulio Mancini, che è in un certo senso il primo biografo di Pietro da Cortona. Poi tra l'altro una cosa sorprendente, sbalorditiva, perché Giulio Mancini, che scrive le vite degli artisti del suo tempo e del tempo precedente, scrive la biografia di Pietro da Cortona quando Pietro da Cortona ha 26 anni. Insomma, questa è una cosa abbastanza sorprendente. E dice già tutto. Per esempio, dice come è organizzato il lavoro, cioè già dice in modo chiaro
che Pietro da Cortona da subito lavora con un'organizzazione di bottega, ma di bottega che è una scuola vera e propria al modo raffaellesco. Cioè, questo non lo dice Mancini, lo dico io, ma insomma è così, cioè Pietro da Cortona rimette in auge il funzionamento della scuola raffaellesca, cioè è nella prassi lavorativa, non nello stile, ma nella prassi lavorativa è Raffaello di nuovo, con i suoi Giulio Romano, i suoi Perin del Vaga, i suoi Giovanni da Udine e così via, come è stato poi dedotto abbastanza bene quando sono stati ritrovati i documenti della casa di Via della Pedacchia, dove Cortona ha trascorso gli ultimi anni della vita, che lui si era costruito, poi è stata demolita, una delle tante vittime illustri del Vittoriano, è vero, è stata demolita, ma sono stati ritrovati i documenti che ci permettono di capire come funzionava, che cosa aveva nella casa, come lavorava con gli allievi. Tra l'altro è molto interessante mettere a confronto questi dati con quelli che Colalucci adesso ha spiegato così ampiamente e così competentemente sulla Galleria di Alessandro VII, che è un'opera di Pietro da Cortona, ma non lo è. Cioè, nel senso, sì, vabbè, c'è Ciro Ferri che è uguale a lui, ma in realtà Pietro da Cortona dirige tutto, fa i disegni, ma i singoli artisti che lavorano esattamente come gli pare e piace, al punto che uno effettivamente dei più influenti poi, sia nell'attuazione del progetto decorativo, sia nelle parti figurate, è Giovanni Angelo Canini, che di Pietro da Cortona diceva peste e corna, non lo sopportava proprio. Quindi non è certo un allievo fedele, però comunque, esattamente come Perin del Vaga, sì, non era un allievo fedele di Raffaello, anzi, però il propagatore del linguaggio raffaellesco è Perin del Vaga e l'immortale dipinto di Pietro da Cortona della battaglia di Alessandro, quello che è in Campidoglio, è praticamente una immane citazione della battaglia di Ponte Nero di Giulio Romano. E non è un mistero per nessuno che la tecnica disegnativa di Pietro da Cortona, quella con cui lui copia la colonna traiana e le anticaglie, è Giulio Romano, cioè è un prelievo diretto dalla grafica raffaellesca. Poi naturalmente c'è una rielaborazione, perché Pietro da Cortona è un rielaboratore, però. Allora effettivamente Mancini che cosa sa di Pietro da Cortona? Sa i punti fondamentali e racconta la storia di Pietro da Cortona, quando Cortona appunto è poco più che ventenne, nei termini come erano le storie dei giovani italiani che andavano in America, povero, di famiglia modesta, senza soldi, che però animato da una volontà formidabile, che ben presto crea una sua scuola che, sì è vero, si mette alla scuola di un pittore del tempo, ma in realtà si emancipa subito e crea un tipo di mentalità e di tecnica inequivocabilmente innovativa, pur incardinata sul concetto del neorinascimento, cui io personalmente legherei molto di più Pietro da Cortona, più che al barocco, che francamente io questo barocco non riesco a vederlo, mentre vedo moltissimo l'idea neorinascimentale, cioè ritornare all'antico, che per lui è Raffaello. Però questa è una tesi opinabile, naturalmente, che però discende da un dato oggettivo, perché Mancini dice, parlo sempre della dimensione tecnica, è molto interessante, perché Pietro da Cortona, veniamo subito al dunque, è un innovatore tecnico formidabile su una base tradizionalissima. Cioè, come dipinge Pietro da Cortona? Parliamo delle opere mobili, vabbè, in un modo ipertradizionale, portando a dei vertici di virtuosismo tecnico una modalità di stesura che è quanto di più normale, acclarato e consolidato dalla tradizione precedente, cioè la pittura a velatura, stringi. Sono state fatte studi importantissimi sulla tecnica pittorica di Pietro da Cortona, di cui
noi sappiamo molto, soprattutto a livello delle opere mobili, e alla fine questo è il punto della questione. Soltanto che l'uso della velatura di pietra cortona è un ribaltamento vero e proprio di quello che era stato fino a quel tempo. E qual è questo ribaltamento? Mancini lo dice, descrive Pietro da Cortona. Già Francesco ha citato il io ve lo voglio citare testualmente. Tra l'altro è interessante sapere che Mancini ha scritto 2 biografie di Pietro da Cortona a distanza di un anno dall'altra. Quella poi, quando è stata fatta, quando l'Accademia di San Luca fece la memorabile edizione dei manoscritti di Mancini nel 1956, con la cura di Adriana Marucchi e di Luigi Salerno, che è stato il manoscritto manciniano. I manoscritti manciniani sono stati pubblicati, voi sapete, con una filologia insuperata, e ci sono i testi di entrambe le biografie, vero? Ed è interessante paragonarle. Comunque, che cosa dice Mancini in buona sostanza? Mancini, come quasi avesse previsto milizia, usa per Pietro da Cortona l'espressione che per noi è ovvia e banale, ma non lo è per niente, perché non la usa così frequentemente, e cioè dice che Pietro da Cortona è un artista di buon gusto. Ma questa è una stupidaggine, tutt'altro. Disegna molto bene di penna, dice. Dura fatica in vedere dal vero. Beh, capirai. Cioè, uno che si è appena sprofondato nel Caravaggio, Mancini, perché anche per Caravaggio Mancini è il primo che spiega, e dice il contrario, dice Caravaggio lo mette davanti al vero. E invece Pietro da Cortona, quando lo mette davanti al vero, non riesce, secondo Mancini. Disegna invece le anticaglie molto, molto volentieri. E malgrado, e qui è il grande paradosso interessantissimo, malgrado dura fatica a disegnare dal vero, stupisce i suoi contemporanei con un'opera prodigiosa che Mancini descrive e che purtroppo è persa. Quindi nella ricostruzione di Pietro da Cortona è un buco notevole. Cioè, cosa fa Pietro da Cortona? Fa un'operazione in realtà in cui anche qui è di tipo neorinascimentale, cioè Mancini racconta l'episodio, ma anche quell'episodio è una citazione. L'episodio cioè una citazione che ribadisce il carattere rinascimentale di Pietro da Cortona. Che fa Pietro da Cortona? Va di notte al porto di Ripetta e poi, aiutandosi con l'illuminazione di qualche fiaccola messa da lui, disegna la scena notturna dei barconi che passano le persone che lavorano durante la notte, con un effetto che Mancini dice è una cosa meravigliosa. Cioè fa un'opera sommamente naturalistica, di notte, a lume di notte, lui che fatica a disegnare dal vero. Ma come mai? Cos'è? Che vuol dire? Vuol dire moltissimo, perché in realtà la storia di Mancini è una citazione dalle vite del Vasari, dalla vita di Michelangelo Buonarroti, la prima, 1550, perché come racconta Vasari l'eccezionalità di Michelangelo, poi noi a volte dimentichiamo le fonti prime, così. Cioè Michelangelo, racconta Vasari, va a studiare al giardino mediceo di Lorenzo il Magnifico, il giardino di San Marco, dove c'era il professore Bertoldo, il sommo artista che insegna ai ragazzi. E precedentemente è stato a bottega dal ghirlandaio, Michelangelo Buonarroti. E il ghirlandaio naturalmente considera questo giovane bravissimo, eccetera, eccetera. Però, quando il ghirlandaio deve fare il grande lavoro con tutti gli allievi nella cappella maggiore di Santa Maria Novella, è vero, per i Tornabuoni, fa questi affreschi grandiosi, eccetera, eccetera, chiama tutti gli allievi, ma non chiama Michelangelo Buonarroti. Cioè Vasari lo dice chiaro,
La mano di Michelangelo giovane in quegli affreschi non c'è, però Michelangelo che fa? Va la sera, mentre gli artisti stanno lavorando, smontano i ponti eccetera, e al lume notturno disegna la scena del cantiere, cosa che non si era mai fatta. Poi va dal ghirlandaio e dice: guarda un po' io che fa. Il ghirlandaio dice: ah, ma questa è un'opera straordinaria, cioè una innovazione, cioè tu rappresenti gli artisti che lavorano, ma veramente questa è di una genialità assoluta. Sei talmente geniale, ecco il genio di Pietro Cortona, che nel cantiere però non ti faccio lavorare perché è uno sfottimento. Cioè dice, in realtà questo disegno è una presa in giro dei tuoi colleghi, tu sei un po' arrogante. La logica in cui Cortona non prende bene dal vivo ma va a rappresentare una scena notturna, cioè fa l'impossibile, l'incredibile, è il segno di una maturazione tecnica, che è concettuale naturalmente, di un artista il quale rifiuta la tendenza vera e potente del suo tempo, che è il naturalismo caravaggesco. Però fa la scena a lume di notte. E Mancini commenta i primi grandi quadri che Pietro da Cortona fa per i Sacchetti. Conduce le sue opere, questa è la seconda biografia, con una grandissima freschezza e tenerezza, quindi è del tutto immune dall'accusa che fu fatta a Michelangelo Buonarroti di essere un arrogante strafottente. È il contrario, è fresco e tenero, interponendovi nei quadri bellissimi paesaggi, bellissime prospettive e molti fragmenti dell'antico, con grandissima leggiadria e diletto dei riguardanti. Cioè chi è? È Giulio Romano, di nuovo. È Perin del Vaga, è Giovanni Daudi e tutti insieme. Cioè che cosa fa? L'arte enciclopedica. Vale a dire, nella rappresentazione c'è la storia antica, che lui ha prelevato, ci sono i paesaggi, ci sono le bellissime prospettive, che vuol dire la rappresentazione della città antica, secondo l'ottica raffaellesca, quella che passa da Raffaello a Peruzzi, a Giulio Romano, eccetera, e moltissimi fragmenti dell'antico, perché c'è l'idea della ricostruzione dell'antico, su cui comunque si voglia interpretare la concezione dell'architettura barocca di Pietro da Cortona, è certamente basato San Luca e Martina, il Tempio della Pace, Santa Maria Inviolata, cioè le sue grandissime realizzazioni che sono, insomma, in primis una riesumazione dell'antico proprio, e certamente in modo alquanto differente da Borromini e direi anche da Bernini. Affermando dunque il principio radicalmente anticaravaggesco, cioè Caravaggio per che cosa era famoso? Non ha allievi, non ha una bottega, lavora da solo, è un naturalista. Allora la bottega, la molteplicità del rappresentato, che non è un prelievo diretto dal reale, ma è un prelievo diretto dalla storia dell'arte, e l'elemento della mutazione che è diciamo intrinseco alla tecnica, perché in realtà poi che cosa contraddistinguerà la tecnica cortonesca rispetto a quella caravaggesca? È quella che Cortona, usando il sistema della velatura trasparente, ma trasparente sempre come è la diluizione nell'olio, quindi è ovvio che la velatura così concepita assomiglia molto a quella raffaellesca, quella diciamo esperita da Raffaello nelle ultimissime cose di Raffaello, quando guarda caso Raffaello lavora con la bottega, i quadri fatti per la Francia, la trasfigurazione, ecco, la tecnica della trasfigurazione in cui il soggetto dell'opera, la trasfigurazione, è effettivamente tradotto da Raffaello nel dato tecnico, perché la trasfigurazione è eseguita con un sistema trasfigurante della materia pittorica stessa attraverso la combinazione della tempera e dell'olio, in cui effettivamente Raffaello trasfigura il materiale pittorico passando dalla vibrazione più eterea delle immagini
quando Cristo si trasfigura, a quella più granitica delle immagini della zona inferiore. Ma questo è il criterio che Pietro della Cortona sviluppa lavorando sul fatto dell'eseguire la figura in modo tale che in corso d'opera possa essere mossa, come succede in quelle immagini che ancora oggi si vendono nei negozietti religiosi. Quando tu vedi l'immagine del Cristo, se la vedi così c'ha gli occhi chiusi, se la vedi così c'ha gli occhi aperti. Ma quello è il metodo di Pietro della Cortona. Cioè Pietro della Cortona imposta le immagini in modo tale che a seconda di come si sviluppa l'elaborazione delle immagini, arrivato al punto finale della salita dell'immagine verso la percezione finale, questa possa essere rimodellata fino all'ultimo istante, per cui un'immagine dolente possa diventare sorridente, anche attraverso, ci sono innumerevoli casi di diagnostica di Cortona in cui si vede che spostando l'occhio destro di una immagine che lui ha fatto, un languente, lo fa diventare l'occhio sinistro, sposta la testa e quello che era una immagine estenuata diventa l'immagine eroica di quello che grida al cospetto della morte, il sacrificio di Polissene, per esempio. E faceva questo pure sull'affresco, sfruttando il sistema toscano del tratteggio e del puntinato. Questo quando restaurammo, dico restaurammo perché all'epoca partecipavo, ero sovrintendente, e quando fu fatto la pulitura della volta del salone di Palazzo Barberini, io rimasi esterrefatto quando vidi che lui usava il chiaroscuro col sistema puntinato, cioè mettendo tante piccole bolle scure, degradanti, che esattamente secondo il principio di Seurat, insomma, dalla distanza prevista tu vedi come un'ombra progressiva, vero, che cala sull'immagine, che quindi ti dà la sensazione della vibrazione cromatica, cioè del muoversi. Questa cosa sbalorditiva che lui fa, cioè che riesce a darti la sensazione che l'immagine è come ancora vibrante, proprio per questo sistema di pittura a sovrapposizioni, che non ha niente a che fare col concetto del pentimento e niente a che fare col concetto del rifacimento usato da Caravaggio nel Martirio di San Matteo. Questo tipo di tecnica lui l'aveva imparata dal suo, non tanto da Baccio Ciarpi, che è presentato come il suo maestro, ma da Pietro Paolo Bonzi, detto di Popolo dei Carracci, che già lavorava col sistema carraccesco inventato da Annibale Carracci, con l'affresco a sbozzatura, quello che già Annibale fa nel Palazzo Magnani a Bologna e che Pietro Paolo Bonzi, direttore di Popolo dei Carracci, fa in tutti i suoi lavori d'affresco. Per cui l'affresco viene trattato con la tecnica, diciamo, della tempera sul muro, che sembra acquarello, in parole povere. L'ideale della stesura tecnica di Cortona è l'acquarello. Ed è commovente ricordare che uno degli ultimi documenti che riguardano Pietro da Cortona, che è del 66, è Pietro da Cortona che scrive a Leopoldo dei Medici, che gli ha ordinato alcuni lavori, e lui dice: sono vecchio, ho la podagra, ho difficoltà a muovermi già da alcuni anni, devo far lavorare la scuola naturalmente, però la Signoria vostra mi ha dato una gioia tale che spero di poter soddisfare, perché mi chiede di eseguire degli acquerelli. Dice: io farò di tutto perché queste opere soddisfino la Signoria vostra illustrissima, che poi fu soddisfatta, però sono perdute. Per cui, arrivato alla fine della vita, Pietro da Cortona in effetti ritorna a captare questo sistema dell'acquerello, che era in realtà già consolidato, antico, ma non trovava un suo spazio nella committenza, che è quello con cui aveva eseguito il disegno notturno al porto di Ripetta. Cioè praticamente aveva inseguito per tutta la vita il sogno dell'acquerello, vale a dire di una pittura che non è coprente, ma può dare la sensazione di esserlo. Per cui è tutta trasfigurante, è tutta eterea e soprattutto ti permette di rappresentare
quell'elemento figurativo che in un certo senso Pietro della Cortona si è inventato, cioè il sorriso. Le immagini di Pietro della Cortona sorridono in questa eterna primavera, in questa giovinezza, in questa freschezza che ricompare nel mondo, no? Che è la sua propria idea neorinascimentale. Lui avrebbe voluto farla in realtà con la tecnica dell'acquarello, come un impressionista, ma questo non era possibile, non era così sviluppato. Però si inventa una tecnica dell'olio che assomiglia un po' a quella, cioè prende un po' dalla tempera antica, quella che ancora Raffaello sapeva utilizzare, e sfrutta al massimo le possibilità della velatura dell'olio moderno, che in qualche modo, con determinati dosaggi, con l'eliminazione di certe componenti, può avvicinare la nostra percezione a quella del fresco vento primaverile che soltanto l'acquarello può esprimere. Ecco perché effettivamente Mancini non usa, quando parla di Santa Bibbiana, che è il primo esperimento compiuto che Pietro della Cortona fa in tal senso dopo i lavori per i sacchetti, e lì è veramente vicinissimo a Bernini, che è l'architetto della chiesa, e Mancini dice: il lavoro di Santa Bibbiana è veramente segno del buon gusto dell'artista, e per la prima volta usa il termine buon gusto, che è per noi normale. Perché? Ma perché quella è una scelta di gusto sul serio, non è una metafora, è un fatto tecnico, e su questa base Pietro da Cortona naturalmente costruirà tutta la sua carriera, che è di una compattezza sbalorditiva, perché lui ci arriva subito a questo, cioè a Santa Bibbiana ha già detto tutto, però naturalmente l'idea poi di salire nello spazio celeste, le gallerie, Palazzo Pitti, beh certo quello ci arriva piano piano, però come Minerva nasce armata dalla testa di Giove che aveva mal di testa e si dà una martellata ed esce la dea perfettamente attrezzata, è Pietro da Cortona così è una Minerva uscita perfettamente attrezzata dalla testa, diciamo, di Raffaello, che è come fosse stato il suo Giove che lo ha pensato per tanto tempo e finalmente è nato. Grazie al professor Strinati, come al solito, che ci ha emozionato, ha detto delle cose straordinarie, per cui bravo, ci fa per scoprire un altro Pietro da Cortona. Io per vicinanza darei subito la parola, chiederei al sindaco, a Francesco Basanieri, di aspettare un secondo, perché sono in stretta relazione le relazioni del professor Lemme e quella del professor Strinati. Dico soltanto di Lemme, lui è conosciuto come studioso, come collezionista, ma mi permetto l'azzardo, mi dà il coraggio proprio Strinati, quando lui parla anche, fa precipitare in avanti con Seurat, no? Allora dico anch'io, in fondo la collezione di Fabrizio Lemme è una sorta di costellazioni di collezioni, ma non perché siano disseminate, perché c'è al Louvre, c'è ad Ariccia, c'è a Palazzo Barberini, ma perché c'è a casa sua, ma è proprio l'idea alla panza di Biumo, non me ne volere, che si creano queste sintesi di rapporti, di strette relazioni, non solo con le singole opere, ma le singole opere con le altre e soprattutto in relazione alle altre autonomissime collezioni. Per cui mi piace pensare alla modernità, nonostante lui sia collezionista di 600 e di 700, ho rivisto la sua collezione al Louvre proprio 2 settimane fa e lì mi è scattata questa idea di costellazione. Buon lavoro Fabrizio.